Prosegue la preparazione precampionato della Nuorese. La formazione verde-azzurra ieri ha sostenuto un primo test amichevole affrontando nel campo scuola di Via Veneto una rappresentativa del Nuorese. Una buona sgambata per i ragazzi di mister Marco Mariotti, che ha potuto vedere all'opera la squadra alla prima uscita contro avversari di un certo livello. La squadra ha mostrato buone trame e una propensione a giocare a calcio. Quello che vuole il tecnico romano, che chiede ai suoi uomini grande impegno, disciplina tattica e volontà di arrivare al gol attraverso il bel gioco. Una squadra che gioca sempre per vincere anche contro avversari di livello superiore. Dall'amichevole di ieri sono arrivate buone risposte dagli attaccanti, che sono andati a segno, ma il gruppo sembra crescere bene e le prossime amichevoli potranno dare ulteriori risposte al tecnico. Sabato a Macomer la Nuorese affronta la Primavera del Cagliari, mentre il 13 agosto a Nuoro al Frogheri andrà in scena il derby col Taloro. L'asticella si alza e la squadra dovrà confermare i progressi fatti in questi giorni. Intanto si allarga la pattuglia di squadre sarde in Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti ieri ha ufficializzato il ripescaggio del Castiadas, che nel campionato di eccellenza si era piazzato al secondo posto dietro il Muravera. Una notizia che ha reso felici i tifosi della squadra del Sarabus, ma anche del Tonara, che così viene promosso in eccellenza. Al campionato di Serie D pertanto prenderanno parte Nuorese, Olbia, Budoni, Arzachena, Muravera, Lanusei e Castiadas.